C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bene, un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, siete tanti, numerosi, ci fa piacere e vi ringraziamo per questo. Prima di svelare e raccontare il modo di dire in dialetto bresciano di oggi, vi portiamo a spasso nel Parco delle Cave di San Polo e Buffalora, proprio qui in città. Nel 2018 il Consiglio Comunale di Brescia sancì la nascita del parco di interesse sovracomunale. Ecco perché oggi il Parco delle Cave è una zona da visitare sia da un punto di vista naturalistico sia per la storia bresciana che lo rappresenta. Il parco si estende nella parte sud-est della città, in particolar modo nei quartieri San Polo Buffalora, San Polino, San Polo Parco e San Polo Cimabue, e comprende non solo le zone dei bacini estrattivi ma anche tutte le parti agricole di Buffalora e San Polo. I laghi che sono accessibili al pubblico sono dotati di una stupenda pista ciclopedonale dalla lunghezza di circa 15 km. Lungo il percorso sono presenti pannelli illustrativi sulla flora e fauna locale. Sentite l'aforisma di oggi nel nostro dialetto. I tre momenti della bala: prima la ciacolera, seconda l'indulera e terza la birulera. Vabbè, abbiamo interrogato simpaticamente alcuni amici. Siamo in un negozio di amici all'Ottica Renzo in via Don Vender numero 12. Ah, bravo sto giovanotto che si chiama Sono Enrico, Enrico. sono un caro amico di Alberto. Io ci vedo bene, ho 11 decimi, però porto qua tutta la famiglia. Cioè, come cliente, diciamo, ce la porti adesso. Sì. No, di solito mia sorella e mio padre. Ti ha coinvolto in questa avventura. Certo. Senti Enrico, ma tu lo capisci un po' il dialetto bresciano, lo parli? Ma sì, dai, un pochino sì. I tre momenti della bala: prima la ciacolera, seconda la Bindulera, terza la bindulera. che te squa bindulea, te la bindulea. E per fortuna che dice che c'ha pure 11 decimi. Rileggilo tutto tu, va. Allora, prima la ciacolera, seconda la dindulera, terza la birulera. Cioè? Che prima inizi a parlare un po' a vanvera, secondo inizi un po' a barcollare e terzo cadi. Ma è capitato di arrivare al terzo passaggio? Ma no, dai, no, mi fermo prima, dai. Stefano, tu sei cliente qui da Ottica Renzo? No, sono il collaboratore dell'Ottica Renzo. Uno dei validissimi collaboratori, l'abbiamo conosciuto da quanto tempo? Sono 15 anni insieme con il dottor Renzo. Sì, funziona bene questa sede in via Don Vender, vero? Clientela soddisfatta? Funziona bene, siamo contenti. Bene. Tu sei bresciano, Stefano? No, sono milanese. Ah, milanese. E da quanto tempo stai qui a Brescia? È 15 anni che sono a Brescia. E per lavoro ti sei trasferito? Sì, per lavoro e per amore. Ecco, va bene. Quindi, insomma, come facciamo? Qualcosa in dialetto bresciano magari lo capisci, dai, dopo 15 anni. Proviamo. I tre momenti della bala: prima la ciacolera, seconda la dindulera e terza la birulera. È simpatico. Tu hai capito qualcosa, Stefano? Assolutamente no. Niente. Beh, la bala. Ah, l'ubriacatura. Esatto, quando uno proprio esagera con l'alcol ha preso una bala. Quindi i tre momenti dell'ubriacatura. Quindi prima, quando uno c'ha Chiacchiera. la chiacchiera, sai, quella anche un po' sconclusionata, un po' farlocca, un po' disorientata, esagerata. Poi Secondo la dindulera sarà il giramento di testa. esatto, sì, insomma un po' il dondolamento, diciamo, ecco, camminare in modo non proprio dritto. Poi La birulera cadere per terra. il cappottamento. Tu a quale di questi gradini sei arrivato? Li ho superati tutti e tre a pieni voti. Va bene, allora da Ottica Renzo, via Don Vender, 12 a Brescia, è tutto, alla prossima, ciao!